Allora, Mister Marino, bentornato a Chieti con una bellissima vittoria in rimonta contro lo Spoltore. Partita dominata dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine no, perché lo Spoltore, devo dire la verità, è una squadra forte, ben messa in campo e nel primo quarto d'ora ci ha creato veramente qualche difficoltà, anche se i miei hanno ribattuto colpo su colpo. Poi diciamo che dopo il gol dello Spoltore, anche se qualche fastidio in contropiede l'abbiamo avuto, ma la mia squadra ha macinato intensità, anche gioco, a volte magari un po' troppo precipitoso, però ci siamo nel primo tempo riorganizzati e giocando in modo semplice abbiamo giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento e penso che sia una vittoria meritata, creduta fino in fondo e cercata dai ragazzi e che ha il sapore, come diceva ai tuoi colleghi, di un'impresa, ma deve essere un punto di partenza perché questa è una partita che va cancellata subito. Ci facciamo un buon Natale tutti e quando si torna si riparte più forte di prima. Durante il secondo tempo abbiamo visto una grandissima intensità di questa squadra. Questa sarà l'arma in più del Chieti? Questa sarà l'arma del Chieti, poi come ho sempre detto le partite si possono vincere, si possono perdere, però andremo a fare sempre queste partite. Adesso alzeremo anche l'intensità degli allenamenti, la squadra comunque ha risposto, mi ha dato delle buone indicazioni e le nostre partite saranno queste. È normale che dobbiamo fare la mentalità per fare queste partite e penso che comunque di poter dire che la squadra sarà questa come intensità, sarà questa come voglia. L'intensità la dobbiamo ancora migliorare e voglio che chi ci incontri insomma non passi un buon pomeriggio, poi si può vincere o si può perdere. L'Angelini come l'hai ritrovato? L'Angelini è il solito, il tifoso del Chieti è viscerale per questa squadra e io sono tornato nel calcio per la stima che questa città ha verso di me, penso di essermela meritata perché Chieti non ti regala nulla e penso che Chieti città non ti regala nulla e quando una gente ti stima è perché veramente te lo sei meritato.